Prepariamo oggi un dolce tipico della Pasqua sarda, il pistocchettos in cappausu con le uova. Ci servirà della farina 00 e poi vi darò le dosi esatte durante la preparazione perché bisogna vedere quanto l'impasto ne riceve. 50 g di strutto, 12 g di lievito di birra fresco, la scorza di un limone biologico, 10 uova, poi ci serviranno 3 uova sode che avremo preparato precedentemente e per la finitura dei granelli colorati di vario tipo e zucchero a velo. Per quanto riguarda lo zucchero a velo, per la glassa ne serviranno circa 120 grammi per ogni albume. Iniziamo. Iniziamo con rompere le uova nel nostro contenitore della planetaria. Dunque, delle uova 5 saranno intere, mentre delle altre 5 metteremo solo i tuorli. In più avremo l'accortezza di conservarci 2 albumi di queste uova in modo da poterci realizzare la glassa. Aggiungiamo quindi subito 500 g di farina 00. Poi vedremo se ce ne servirà altra, continueremo ad aggiungerne. Quindi aggiungiamo lo strutto, la scorza del limone e il lievito. E andiamo quindi a mettere in planetaria e a lavorare. Per questo tipo di lavorazione ho scelto il gancio. Ora volendo potreste lavorare anche a mano, però con la planetaria si ottiene un risultato migliore e non si fatica. Iniziamo. Subito mi rendo conto che la farina non è sufficiente, quindi ne aggiungo altri 100 grammi. Quindi continuiamo a lavorare. A questo punto andiamo a mettere sulla spianatoia e lavoriamo quindi a mano leggermente. Come si fa con il pane? Raggiunto questo risultato, è un panetto abbastanza morbido e liscio, mettiamo nella pellicola trasparente e lasciamo riposare per mezz'ora. Trascorsa la mezz'ora di riposo, possiamo iniziare a realizzare i nostri pistocchettos. Realizziamo dei cilindri che poi andremo ad arrotolare su se stessi in modo da creare la base dove depositare il nostro uovo. Aggiungiamo l'uovo e quindi andremo a realizzare delle chiusure a croce che sono tipiche di questo dolce. Sempre con lo stesso metodo, ma con meno pasta, in modo che sia un po' più sottile. Invece realizzeremo la classica croce. E continuiamo così. Si può realizzare qualcosa di questo tipo, quindi 2 strisce che andremo poi ad intrecciare per ottenere proprio una treccia e andremo a utilizzare per chiudere il nostro uovo.
Andremo poi a tagliare l'eccesso e quindi fissare alla base. Con un pezzo di pasta più consistente possiamo realizzare anche la classica forma ad 8 e utilizzare 2 uova. E così abbiamo utilizzato e realizzato tutte le varianti di questo tipo di dolce. Quindi chiudiamo nei soliti metodi. Una volta realizzate tutte le varianti delle possibili forme, andiamo ad infornare con il forno statico a 180 gradi fino a doratura. Terminata la cottura avremo raggiunto questo risultato. Quindi andremo a montare a neve i 2 albumi che abbiamo precedentemente messo da parte con un pizzico di sale e quindi aggiungeremo 240 grammi di zucchero a velo. Allora, una volta montato a neve ben ferma e aggiunti i 240 grammi di zucchero a velo, la consistenza è questa. Come vedete è una crema piuttosto densa ed è fondamentale se si vuole che si asciughi in tempi rapidi. Andiamo quindi a depositare la glassa sui nostri dolci. Ricopriamolo per bene tutto quanto e dopodiché andremo ad aggiungere i nostri diavoletti colorati. Aggiungiamo quindi i diavoletti. Possiamo utilizzare sia questi argentati che quelli colorati. Basta così. E dopo la glassatura, questo è il risultato. Buon appetito!